chiamate subito l'800 22 20 20 e buon caffè a tutti. Bene, tornando alla prima pagina della Padania, oltre all'apertura no euro, no Renzi, l'incontro della delegazione leghista con Matteo Renzi, c'è una fotografia che testimonia lo shopping con tanto di scorta, modello Elsa Fornero a Torino, tanto per capirci, della ministra Kyenge, proprio nel giorno in cui esce un'intervista su Marie Claire, in edicola da ieri, nella quale la ministra Kyenge confessa di sé: non mi piace fare shopping. Quando devo comprare qualcosa so già cos'è, dove trovarlo e mi sbrigo. Anche in Congo uscivo pochissimo di casa, passavo il tempo sui libri. Dentro la mia famiglia numerosa era una delle poche che voleva disperatamente capire le cose. Ha capito tutto, scrive la Padania in prima pagina. Nel giorno in cui Cécile Kyenge viene immortalata mentre va a fare acquisti per il centro di Roma accompagnata da auto blu e scorta, su Marie Claire, in edicola da ieri, appare un'intervista al ministro in cui lei stessa spiega la propria nausea per lo shopping. Così la Padania in prima pagina, e poi a pagina 7 l'articolo. Sempre poi dal primo piano della Padania, oltre alle consultazioni con Renzi, c'è il presidente dell'Europarlamento, il socialdemocratico tedesco Martin Schulz. Reo confesso, titola la Padania. A trarre vantaggi dall'euro è la Germania, ha detto Schulz, che tradisce la patria e ammette. Il politico socialista svela la truffa ordita da Berlino per trarre profitto dall'introduzione della moneta unica e dalla creazione dell'Unione Europea. Tornando invece al governo italiano, c'è la questione del ministro dell'economia. La Banca Centrale Europea sponsorizza Saccomanni, come abbiamo visto anche su Repubblica. Dal presidente incaricato Renzi, l'Unione Europea si aspetta continuità con il passato. Ministri proni a banchieri e cancellerie teutoniche, all'insegna dell'austerità a tutti i costi. E intanto De Benedetti compila la lista per Palazzo Chigi. Il premier Renzi esegue. Il caso Nichi Vendola, il finto Vendola e l'ex ministro Barca, di cui abbiamo ampiamente detto ieri. Per quanto riguarda l'economia, esportazioni mai così male dal 2009, e per quanto riguarda il credito, prestiti giù, sintetizza ancora la Padania, l'allarme di un'impresa, 5 miliardi in meno ogni mese, è il ritmo di diminuzione media mensile dei prestiti negli ultimi 12 mesi. Per la crisi Electrolux, un altro schiaffo al nord. Giovedì lavoratori e sindacati della sede di Solaro della Electrolux saranno ricevuti in audizione dalla Commissione Attività Produttive del Pirellone, mentre a Roma sfila la rabbia di artigiani e commercianti soffocati dalle tasse, scrive ancora la Padania. Chiudiamo dalla Padania con la segnalazione del pezzo di Paolo Brera sull'euro, la crisi di una moneta unica che ha messo a rischio il vecchio continente. E infine la pagina 10, le parole del presidente del Piemonte Cota: ecco come hanno motivato l'immotivabile per annullare le elezioni del 2010. Il governatore del Piemonte ha voluto smontare pezzo per pezzo le oltre 56 pagine delle motivazioni della sentenza sul voto regionale. Ho letto la sentenza del Consiglio di Stato, sono sbalordito, ha detto Cota, hanno motivato l'immotivabile. Così Cota commenta la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato nulle le elezioni regionali del 2010 vinte dal governatore leghista. 56 pagine di spiegazioni, ma il dato di fondo, ha detto Cota, è che hanno voluto annullare dopo 4 anni elezioni che si sono svolte in modo regolare. I piemontesi hanno votato su una scheda che è stata formata da un tribunale. Se qualcosa non fosse andato bene nella formazione della scheda, avrebbero dovuto rilevarlo i tribunali prima di far votare i piemontesi. Cota conferma che in nessun modo c'era spazio per annullare le elezioni. E a proposito, il presidente della regione Piemonte ha portato 4 esempi. Come prima cosa, è ridicolo che la signora Bresso denunci irregolarità di altri quando una lista a lei collegata presenta irregolarità peggiori, e esiste un provvedimento della Cassazione che esclude la suddetta lista da tutte le circoscrizioni elettorali. In merito abbiamo chiesto al TAR e al Consiglio di Stato di tener conto come minimo di tutte le irregolarità accertate, che non avrebbero comunque modificato la mia elezione a Presidente. Peccato che TAR e Consiglio di Stato abbiano ignorato le irregolarità di Bresso, dicendo che non era stato fatto un ricorso incidentale nei termini.
Il fatto è che la gente normale, osserva Cota, pensa a governare, non ad andare a verificare le accettazioni di candidatura altrui dopo che ci sono state le elezioni e che si è pronunciato comunque un tribunale per far arrivare sulle schede le liste. Comunque, su questo punto esiste una norma del codice del processo amministrativo che consente al giudice di rilevare d'ufficio l'annullamento di un atto, indipendentemente dal fatto che l'eccezione venga fatta da una parte. Punto secondo, aggiunge Cota, il TAR del Piemonte, esaminando il caso della lista Giovine, sentenza del 2010, aveva stabilito che la validità delle autenticazioni avrebbe potuto essere contestata solo attraverso lo strumento della querela di falso. Sul punto si è formato il giudicato, ma oggi il TAR e il Consiglio di Stato cambiano opinione, dicendo che l'avverbio unicamente non vuol dire più unicamente. Punto terzo, i voti dati alla lista Giovine nella circoscrizione di Torino, dove ci sono state le irregolarità, valgono comunque come voti al presidente. Qui è simbolo stesso della lista sulla scheda elettorale a essere a prova di giudice del TAR o del Consiglio di Stato. Per eludere anche questo, i giudici del Consiglio di Stato sostengono che manca una legge che lo sancisca espressamente. Peccato che la legge, le disposizioni ministeriali e lo statuto della Regione sono chiari in tal senso. Ci sono 2 voti e 2 elezioni distinte per il Presidente della Regione e per il Consiglio regionale. Ultimo punto, conclude Cota, il Consiglio di Stato ha deciso senza nemmeno rispettare i termini procedurali, tant'è che è stato legittimamente presentato un ricorso da parte di alcuni consiglieri dopo che era stata già comunicata la decisione. Ogni ulteriore commento è superfluo, conclude Cota. Spiegheremo a tutti i piemontesi ciò che è stato fatto. Un conto è sconfiggere l'avversario lealmente, un altro conto è usare questi strumenti. Non è da escludere che Regione Piemonte ricorra alla Cassazione. Lasciamo la Padania a questo punto e andiamo a vedere anche la prima pagina, o meglio il primo piano del Quotidiano Nazionale. Qui c'è una rivelazione che tale non è. Ci vuole intervista alla fedelissima, una delle fedelissime di Renzi, Alessia Morani, responsabile giustizia della segreteria del PD, per scoprire che Livia Pomodoro, presidente del Tribunale di Milano, di cui ha fatto il ritrattino Marco Travaglio nel pezzo che abbiamo letto prima, sarà la prossima ministra della giustizia. Il Giornale invece apre la sua prima pagina con Renzi che mette in riga Alfano, un gelido incontro tra i due, mentre 11 senatori di centrodestra sono pronti a dare la fiducia a Renzi. Berlusconi gli fa un favore, insomma. Berlusconi si libera di Veronica, ma è braccato da un giudice che è fan di Prodi. Questa è un'altra delle notizie. Uno dei giudici di Berlusconi ha detto che era un sostenitore di Prodi. Vediamo un po' come però la mette il Giornale in primo piano, primissimo. Il commento di pagina 2 è affidato a Paolo Guzzanti, che ha lavorato per tanto tempo a Repubblica e parla di De Benedetti, l'editore di Repubblica, quel partito di Repubblica che punta sempre sul perdente. De Benedetti ha voluto il Quotidiano e l'Espresso per influenzare la politica. Il caso Barca lo conferma, ma da De Mita a Veltroni spesso ha sbagliato cavallo. La famosa tessera numero 1 del PD ha prerottamato D'Alema. Perché l'ingegnere ha bisogno di ministri amici? Se ne occupa invece Marcello Zacchè, sempre sul Giornale, perché le sue aziende sono in difficoltà, ha guai giudiziari e tributari e spera nell'attenzione del governo, scrive il Giornale. Il governo lampo che non c'è già più, veti incrociati e rivendicazioni rallentano la corsa di Renzi, il nuovo governo può slittare a sabato. Giornata tesa, in ascensore con 2 croniste, Renzi sdrammatizza, very dangerous, molto pericolosi i giornalisti. E i peones sfilano per un quarto d'ora di celebrità nelle consultazioni. Intanto Alfano fa proclami, ma Matteo lo gela e non gli dà garanzie. Molte le richieste avanzate dal leader del nuovo centrodestra al premier incaricato Renzi, oggi chiarimento sul programma nel vertice di maggioranza. Alfano comunque ieri ha detto non c'è nessuna differenza con Letta, c'è la stessa maggioranza per cui noi stiamo al governo. Sarà contento Renzi. Non abbiamo paura di alcuno sbarramento, lo supereremo e più si smonta la legge Fornero, meglio è per l'Italia, ha detto ancora Alfano. Poi c'è il rebus del Ministero dell'Economia, sono in calo i tecnici, un politico potrebbe andare al ministero più caldo, per la verità pare che ci andrà Bernabé, un nome e una garanzia, intanto l'Eurogruppo dà una mano a Renzi e dice sì allo sforamento del 3%. Mentre Berlusconi torna libero e fa scattare in aula il soccorso azzurro, cosa succede? Divorzio da Veronica Lario e vabbè. E poi un messaggio a Renzi.
Voteremo le leggi che fanno bene al Paese, e bene se il gruppo Autonomia e Libertà ti sostiene. È un gruppo paraberlusconiano. Sono i 12 senatori, appunto, di centrodestra che sono pronti a dare la fiducia a Renzi, 11 anzi, con la benedizione di Berlusconi. Anche questo ha un suo interesse. 11 senatori si preparano a isolare il nuovo centrodestra. Il gruppo, formato per lo più da ex Forza Italia, potrebbe appoggiare il governo. Grandi Autonomie e Libertà, così si chiama il gruppo, GAL. L'avete sentito nominare, probabilmente l'avete letto. Insomma, 11 senatori di Grandi Autonomie e Libertà sosterranno praticamente Renzi con la benedizione di Berlusconi, il gruppo GAL, che viene per lo più da Forza Italia ed è diventato il centro della politica italiana, scrive il giornale. Sempre dal giornale, il Festival di Grillo, comizio contro tutti, ma poi corre da Renzi, e ancora dal giornale, infine, solo a pagina 10, la rabbia dei piccoli produttori, imprenditori, commercianti, artigiani. La protesta dei 60.000 soffocati da tasse e Stato. 2 commenti in prima pagina, quello di Francesco Forte sul rischio di stangata, perché torna la parola patrimoniale, ridurre il debito, tutte queste storie qua. Non provate a toccare le rendite, è il titolo del commento firmato da Francesco Forte, e l'altro commento è quello di Vittorio Feltri, e scordatevi pure la tassa sui patrimoni. Il partito che non c'è intanto adesso alza la voce, scrive invece Nicola Porro, vice direttore del giornale, a proposito dei 60.000 ieri in piazza. Il centrodestra li ascolti, chi lavora e a stento sopravvive non ha molto tempo per andare in piazza, ma ha l'obbligo di farsi ascoltare, tocca alla politica. Tornando però brevemente a Feltri, la telefonata burla organizzata dalla Zanzara a Fabrizio Barca è paradigmatica del bordello Italia, scrive Feltri. Dimostra che non sappiamo più a che santo votarci per uscire da quella che Renzi chiama la palude e che noi definiamo invece l'etamaio. Ma vi par possibile che un ex ministro, Barca, sia tanto pollo da farsi infinocchiare da un imitatore di Vendola e gli confidi anche ciò che uno non direbbe né alla moglie né a se stesso? Una storia incredibile. L'economista in questione, non appena gli è squillato il telefono, ha sbracato. Non si è accorto che la presunta segretaria del governatore della Puglia aveva un accento milanese ed era probabile che fosse una bidonatrice? Inoltre, egli non ha dubitato un istante che colui il quale si spacciava per Vendola fosse un sosia. Il povero Barca ha bevuto la cicuta della Zanzara come se fosse acqua fresca e si è lasciato andare a una serie di bischerate, ne ha dette di ogni colore, contro Renzi, che non lo aveva interpellato, e via dicendo. Però il succo del discorso di Feltri è: scordatevi la patrimoniale di cui ha parlato Barca. Una patrimoniale da 400 miliardi, ha detto Barca. Se davvero Matteo Renzi aveva puntato su questo signore come ministro dell'economia, significa che il nuovo premier non ha tutti i fili attaccati. Una tassazione del genere farebbe fuggire all'estero anche i pochi imprenditori che sono rimasti qui, scrive Feltri. E sempre dalla prima pagina del giornale c'è il cucù di Marcello Veneziani, meglio russi che morti. Chi l'avrebbe mai pensato fino a pochi anni fa che Mosca, capitale mondiale dell'ateismo e del collettivismo, sarebbe diventata la patria della religione e della famiglia, i miracolosi rovesci della storia. 30.000 nuove chiese, 600 nuovi monasteri, diminuzione degli aborti, aiuti per la gravidanza, $10.000 a chi fa il secondo figlio, terra a chi ha 3 figli, vasti movimenti popolari in difesa della famiglia. Tutto questo viene ridotto dai media globali all'omofobia, con luxuria in transito dal comunismo all'omunismo. I dati li ha forniti l'ambasciatore russo all'ONU, Alexei Komov, presidente del Congresso Mondiale delle Famiglie, in un incontro a Rovereto sull'Europa e la Russia, organizzato da Pro-Life e altre associazioni in difesa della famiglia. Ricordo Solzhenitsyn che, dopo aver sofferto decenni il comunismo ateo, si trovò a denunciare il nuovo materialismo importato dall'Occidente, scrive Marcello Veneziani sul giornale. Quel materialismo si fa vistoso nei russi e nelle russe che sbarcano da noi, volgari, a volte pacchianamente ricchi, maleducati. Certo, la Santa Madre Russia non diventerà modello per l'Europa ed è assurdo imporre corsi forzosi alla storia,
Ma l'esempio del paese ateo e totalitario che riscopre famiglia e religione dimostra che la storia non ha una sola direzione obbligata. E poi, se l'alternativa sono i Paesi Bassi, ieri l'Olanda, oggi il Belgio, con l'eutanasia ai bambini, vien voglia di dire meglio russi che morti. Qui Veneziani inquadra la questione Russia da un certo punto di vista, però non c'è dubbio che dal punto di vista geopolitico anche i fatti di Ucraina chiariscano che sono in gioco interessi molto diversi. Mentre Libero apre sulle nuove tasse di Renzi, il compagno segretario, sconti fiscali a pensioni e redditi sotto i 25.000 euro e innalzamento dell'aliquota IRPEF massima da 43 a 45. Il piano del lavoro di Renzi prevede un contratto unico con salario minimo e l'IRAP tagliata del 10%. Una botta su chi guadagna, aliquota massima al 45%, giù IRAP e IRPEF per i redditi bassi, su la tassazione delle reddite finanziarie al 23% e super prelievo sopra i 120.000 euro. Il rottamatore, scrive il direttore di Libero Maurizio Belpietro, è diventato un po' comunista, è stato lesto a salire al potere, ora gli servono idee, ma se pensa ad altre tasse parte male. C'è Giampaolo Pansa, un altro nome che per lungo tempo è stato a Repubblica, che si occupa del burattinaio De Benedetti col vizio senile dei ministri. Questo è il titolo del pezzo di Pansa in prima pagina. De Benedetti fa il bunga bunga coi ministri. L'editore vicino al PD preferisce il potere alle ragazze di Berlusconi e gode nell'influenzare le scelte del Premier. L'ingegner Carlo De Benedetti è davvero in grado di decidere come sarà il governo Renzi? Lo sosteneva ieri il titolo di prima pagina di Libero, ma non credo che sia così, scrive Giampaolo Pansa. Piuttosto ritengo che De Benedetti abbia solo una gran voglia di mettere la propria impronta sulle caselle più importanti del nuovo governo, a cominciare da quella dell'economia. Il perché lo dice la storia stessa di De Benedetti, anche se tra il volere e il potere corre una distanza abissale, scrive Pansa. De Benedetti a novembre 2014 avrà 80 anni. È un signore fatalmente invecchiato, ma neanche tanto. Si è inciccionito, è diventato massiccio, le guancione gli giovano, ricordano quelle di un bulldog pronto ad azzannare, sa essere al tempo stesso accattivante e brutale. Non sempre i numeri uno hanno la sua schiettezza. Molti imprenditori e finanzieri si guardano dal comportarsi come lui. Se gli capita di essere intervistato, si abbandona al piacere di parlare. I suoi giudizi diventano imprudenti, gli scappano di mano. Può ricevere repliche brutali. Di questi incidenti a De Benedetti importa poco, si considera un vincitore, bla bla bla. Ingegnere nei guai, ecco cosa spera dal suo governo, è il titolo dell'altro pezzo, quello di Antonio Castro. È sempre più in rosso De Benedetti, rischia il crack, spera in un aiuto di governo. Sorgenia, del gruppo CIR De Benedetti, ha 1.860 milioni di debiti. Le banche hanno chiuso le linee di credito. Per il futuro saranno decisive le scelte del governo e Movimento 5 Stelle accusa vuole condizionarlo. Intanto nessuno smentisce il pressing di Repubblica sull'ex ministro Barca e l'Annunziata se ne è stata prudentemente zitta. Lucia Annunziata, che era l'ambasciatrice dei poteri forti tra virgolette presso Barca. Poi c'è la storia in prima pagina su Libero del magistrato Prodiano costretto a giudicare Berlusconi. Ho rivelato lo stesso magistrato, una toga prodiana giudicherà Berlusconi. Il giudice che presiede il processo per la compravendita dei senatori sostenne l'Ulivo nel 95. Infine, sempre dal primo piano di Libero, l'appunto di Filippo Pacci, una mozione del Parlamento europeo, sentite questa, ha attaccato il cartone animato Peppa Pig perché infastidisce i musulmani, essendoci il maiale, anzi la maiala, e perché i bambini restano ignari, dicono, dei maltrattamenti riservati alle bestie. Il Ministero delle Pari Opportunità ha sconsigliato agli insegnanti di leggere fiabe agli scolari perché promuovono soltanto la famiglia tradizionale e impediscono identificazioni diverse. Intanto negli Stati Uniti cancellano la parola negro dai libri di Mark Twain. Ecco, nel leggere queste spettacolari idiozie del politically correct c'è solo da consolarsi ripensando ai capolavori Disney, quelli che non si possono tagliare o censurare, tipo Pinocchio del 1940, film che milioni di innocenti guardano ancora oggi. Si vede un bambino, per cominciare, che è adottato da un vecchio.
certo Geppetto. Questo Geppetto dorme serenamente con uno spingardino sotto il cuscino. Tutti nel film fumano come turchi, anche i buoni. La balena non è solo cattiva, ma alla fine viene fatta esplodere. Oggi, se uscisse una cosa così, verrebbe giù il mondo. Perfino la morale di Pinocchio sembra eretica nella sua moralità conservatrice. Non bisogna dire bugie, bisogna andare a scuola. Nella vita non ci sono scorciatoie nei paesi dei balocchi. Il mondo dello spettacolo è un circo di saltimbanchi. Se sbagli puoi avere un'altra possibilità. È la coscienza a orientare le scelte. Che cosa reazionaria e vetusta. Immaginate se i bambini giudicassero con tale metro l'agone politico, conclude Filippo Facci in prima pagina su Libero. Infine, sempre da Libero, Sanremo, Fazio da D'Alema a Renzi per vincere altri 14 milioni di euro. Pagina 13, il conto lo fa Giacomo Amadori. Nel 2001 Fazio fece campagna elettorale a D'Alema e poi arrivò un super contratto a La 7. Ora Fabio Fazio ci riprova. All'ombra del potere, Fazio tenta il salto da Baffino a Matteo. 14 milioni quelli che ha guadagnato nel frattempo. Lasciamo però Libero, andiamo alla prima pagina del Foglio. Qui c'è un articolo interessante di Marco Valerio Loprete in prima pagina, che fa da spalla peraltro all'altro articolo dedicato alla politica italiana, Renzi, Berlusconi e tutte le conseguenze dell'amore fra i due sulla nascita del governo. Una profonda sintonia, quella tra Renzi e Berlusconi, spiega il Foglio di Giuliano Ferrara, le triangolazioni con Letta e Verdini, la partita delle nomine, i programmi, il Ministero della Giustizia, l'incontro di oggi. Si piacciono, questo si sa, scrive il Foglio, si cercano, si sentono, quel che si sa meno e che si intuisce, ma ancora non si capisce dell'abbraccio tra Berlusconi e Renzi, del rapporto speciale, della sintonia profonda tra Renzi e Berlusconi, riguarda una domanda: quali saranno le conseguenze dell'amore tra Renzi e Berlusconi sul governo della Leopolda che sta per nascere? I fatti ci dicono che, nonostante i metodi spericolati con cui Renzi ha strappato dalle mani di Letta il trono di Presidente del Consiglio, l'invito ai massimi esponenti di Forza Italia da parte di Berlusconi, attraverso la voce di Giovanni Toti, è quello di essere duri sul metodo, ma responsabili nei contenuti. Quindi sì, sfotticchiare Renzi per i metodi da Prima Repubblica adottati per rottamare Letta, ma mostrare in tutte le occasioni la volontà di rispettare il contratto con gli italiani firmato con Matteo e collaborare alle riforme. L'altro articolo lo vediamo subito dopo la pubblicità, è quello più interessante, diciamo, anche se è interessante, sarebbe interessante capire il motivo per cui Berlusconi è così ben disposto nei confronti di Renzi al punto da prestargli gli 11 senatori di GAL, Gruppo Autonomie e Libertà. Libertà, che bella parola, eh? Il fuoco